3.000 sbarchi in 3 giorni a cavallo di Pasqua sulle coste italiane, un fenomeno, quello dei migranti, che secondo il governo ha registrato negli ultimi mesi un aumento del 300%. Se da Palazzo Chigi si continua a lavorare a una stretta dell'accoglienza, dall'altro, di fronte a questi numeri, è impossibile che le regioni e i territori ce la facciano da soli. Da qui la decisione di istituire misure straordinarie per i prossimi 6 mesi. Ieri il governo ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale in previsione di ulteriori arrivi di massa. Nell'ultimo mese se ne sono concentrati tanti, anche nel Veneto, nella nostra provincia in particolare, settimanalmente abbiamo ricevuto dei migranti, il numero di una trentina, ventina, trentina a settimana. Un flusso continuo, rotte che si intersecano, Libia, Tunisia, Turchia. Le prefetture vengono chiamate a fare ciascuna la propria parte nella redistribuzione dei migranti e quelle del Veneto non sono da meno. Per la Marca, decine di persone in arrivo ogni settimana sono un numero consistente, ma il sistema ad oggi si autosostiene, malgrado le strutture principali siano già da mesi pressoché sature. Noi in provincia abbiamo fino adesso fatto fronte con i posti, chiedendo in relazione ai contratti che ci sono con gli enti gestori l'aumento dei posti. Ma anche la prefettura di Treviso sta correndo ai ripari. Inevitabile prevedere che se gli sbarchi continueranno con questa frequenza ci sarà bisogno di ulteriori spazi. Oggi scade anche il termine per una manifestazione di interesse, avviso di manifestazione di interesse che abbiamo emesso per la ricerca di nuovi posti. Vediamo quelli, se abbiamo fiducia che anche il territorio ci dia una mano con l'indicazione di possibili soluzioni alternative, alloggiative. Alla chiusura dei termini, le offerte di nuovi posti letto si sono però limitate a una ventina. Bisognerà dunque valutare se per ora possano bastare o se sia necessario intraprendere altre strade.